Bentornati e bentrovati a tutti qui a Storie. Nella Grecia del VI secolo s'affaccia un uomo strano, un uomo nuovo, Teonide. Teonide evidentemente è un uomo interessante per tanti motivi, sicuramente perché la sua città d'origine, la sua città natale non è propriamente conosciuta, si parla di Megara ma non si capisce bene quale Megara sia, ce ne sono diverse nel mondo greco, sia nella Grecia tradizionale che nella Magna Grecia, nell'Italia meridionale. Ma soprattutto Teonide è fondamentale perché rivolge la sua poesia ad un ragazzo, è un poeta maschio che rivolge la sua poesia ad un altro maschio, Cirno, che è più giovane di lui e si instaura quindi un rapporto di educazione che è erotica. Che cosa vuol dire il rapporto di educazione erotica? È una cosa molto particolare che era tipica del mondo greco, cioè il rapporto affettivo era usato dal mondo greco per giungere ad una maturità affettiva significativa e definitiva. Che cosa vogliamo dire? Al di là di ogni cliché, di ogni tipologia di schema. Quello che vogliamo dire è che nel mondo greco l'omosessualità era funzionale all'eterosessualità, era uno stadio di passaggio necessario perché ci fosse un processo di tipo educativo. Evidentemente dicendo queste cose noi non intendiamo entrare nel merito, anche etico, dei contenuti a favore o contro una simile tesi. Quello che vogliamo constatare è che c'era un modello educativo e questo modello educativo prevedeva una relazione omosessuale all'interno della quale si trasmettevano dei valori che portavano la persona a cui erano trasmessi a una identità eterosessuale. È qualcosa che per noi è fuori da ogni schema logico, anche convenzionale, forse non è neanche troppo politicamente corretto affermarle in questi termini, in queste modalità, ma noi dobbiamo prenderne atto anche molto, come dire, prudentemente, cercando di non mettere su questa modalità dei cappelli che in qualche modo sono eco di qualche nostro pregiudizio contemporaneo. Teonide è un poeta che si ferma a riflettere e si ferma a riflettere secondo quello che era il modello educativo ed era il modello, come dire, riflessivo dell'epoca. Dentro questo modello noi non entreremo di più. Quello che vogliamo dire è che questo modello esiste e che non confrontarsi sarebbe veramente una perdita di conoscenza e di opportunità per tutti noi. L'affronteremo meglio nelle prossime puntate, non tanto il modello educativo, ma tanto quello che veniva veicolato in questo modello educativo, proprio attraverso la poesia di Teonide. Lo affronteremo qui, lo affronteremo a Storie.